Al via stamani l'iniziativa denominata Puliamo Punta Bianca, organizzata da Mare Amico in collaborazione con diverse organizzazioni, tra cui Mare Vivo, il Comune di Palma di Montechiaro, di Agrigento, l'Associazione di Palma URBN, Pulisci Palma, la Fidapa. Tra i vari momenti particolari quello della liberazione di una tartaruga caretta ferita e curata dall'Istituto Zooprofilattico di Palermo. Quindi è stata dipinta la barca dei migranti, fatta dall'Accademia Michelangelo. Della zona è stata chiesta l'istituzione di una riserva naturale denominata Punta Bianca. Le interviste di Giovanna Neri. Siamo in compagnia del dottore Vincenzo Monteverde dell'Istituto Zooprofilattico di Palermo. Oggi sulla spiaggia di Punta Bianca è stata liberata una tartaruga caretta che era stata recuperata ferita. Ci racconti un po' la storia? Sì. Buongiorno, grazie. Siamo in questa spiaggia meravigliosa. Oggi un po' ventoso, ma comunque ce l'abbiamo fatta. La tartaruga che è stata liberata era una caretta recuperata dalla Capitaneria di Porto di Siracusa. È stata con noi presso il centro di recupero nazionale, il centro regionale della Sicilia, presso l'Istituto Zooprofilattico. È stata riabilitata, aveva un amo e una lenza che sono state debitamente tolte, e dopo una terapia fluida antibiotica e quindi una ristabilizzazione del soggetto l'abbiamo tenuta in vasca per la riabilitazione, appunto utile a questo momento, che è la reimmissione in natura. La tartaruga pesava 28 kg, era in perfette condizioni e basta. Adesso è andata preso il largo e per fortuna proveremo adesso a monitorarla, perché abbiamo inserito un satellitare sul carapace che permetterà appunto di visualizzare tutti i suoi spostamenti e tutte le sue migrazioni. Oggi è Punta Bianca, una manifestazione dedicata alla pulizia, alla tutela, ma una manifestazione che vuole essere simbolo di rinascita e di rispetto per gli ambienti marini. Sì, questo tipo di iniziative sono assolutamente da applaudire come eventi, perché sono il punto di partenza perché si possa attuare una tutela dell'ambiente marino e dell'ambiente in generale. Ormai è chiaro che se non partiamo dai giovani, dai ragazzi, quindi dalle sensibilità ancora più giovani e meno mature, non riusciamo ad arrivare ai traguardi che ci dobbiamo assolutamente prefiggere in questi tempi. Quindi bellissima, ottima iniziativa da parte delle associazioni Mare Vivo e Mare Amico, ottima iniziativa, tanto entusiasmo ho visto dai ragazzi, anche la Guardia Costiera, anche noi della Guardia Costiera delle Capitanerie di Porto abbiamo capito l'importanza di sensibilizzare i ragazzi alla cultura del rispetto dell'ambiente. Dal mio insediamento abbiamo subito iniziato un iter insieme alle associazioni ambientaliste, a Mare Amico, a Mare Vivo, e coinvolgendo gli enti locali e tutti gli enti interessati, perché questa area meravigliosa diventi una riserva naturale. Il governo Musumeci ha espresso subito parere positivo, adesso stiamo raccogliendo tutta la documentazione necessaria e io ritengo che in tempi brevi questa area, che merita al massimo della protezione proprio perché è meravigliosa, ha dimostrato tutta la sua bellezza in questa giornata anche emozionante con la tartaruga rimessa in acqua, ecco, che questa area possa diventare riserva naturale protetta della regione siciliana. Ha presentato una interrogazione parlamentare per richiedere l'istituzione a Punta Bianca di una riserva naturale. Proprio qualche giorno fa, sollecitato da un'associazione ambientalista del territorio, Mare Amico, di Spiagge Pulite, ho depositato questa interrogazione al Ministro della Transizione ecologica domani per informarlo dello stato di fatto dell'area di Punta Bianca. Oggi ci siamo resi conto ancora una volta essere una risorsa preziosissima per Agrigento, per l'ambiente, ricca di biodiversità, e per questo motivo deve essere tutelata attraverso l'istituzione di una riserva naturale.